Territori, nuova puntata di eventi del territorio. Siamo a Roncade, siamo alla festa dell'artigianato, con noi Paolo Giacometti, presidente della Proco. Paolo, festa dell'artigianato, ma non solo, perché qui davvero spaziamo in ogni campo del... Buongiorno a tutti intanto. No, non è solo artigianato, è artigianato, ma c'è anche per esempio il Radicchio Verdon, il nostro prodotto di punta del territorio di Roncade, per cui abbiamo ottenuto anche la DECO, denominazione comunale di origine, e stiamo promuovendo questo prodotto, che è un prodotto di nicchia. Viene coltivato in un mese circa di produzione, non supera il mese, però è un prodotto che può essere declinato in tantissime maniere. Tanto è vero che abbiamo una rassegna anche legata a dei ristoranti del territorio con 23 serate a tema sul Radicchio Verdon. Allora, il DUC è un'abbreviazione che sta per Distretto Urbano del Commercio, è sostanzialmente un'idea nata a livello regionale, Regione Veneto, per potenziare quello che è il commercio locale, per creare aggregazione, sinergie e una forza comune per affrontare quelle che sono le sfide del futuro. Questo progetto nasce anni fa grazie alla precedente amministrazione, che l'ha fortemente voluto e che ringrazio a nome personale e a nome della mia azienda, perché ha dato la possibilità appunto alle aziende del commercio di partecipare attivamente e soprattutto di poter attingere a quelli che sono i fondi dati dalla Regione Veneto per aiutare il commercio locale. Il buon Dio ci ha regalato una bella giornata di sole, magari questa mattina un po' di pioggia l'abbiamo presa, però adesso sta uscendo il sole, sta uscendo una giornata, e questo è per noi importante perché è la terza manifestazione che abbiamo nel mese di marzo, dopo il Carnevale e la Fiera del Radicchio Verdon di domenica scorsa. Questa è la terza e abbiamo visto a Roncade tantissima gente. Solo nella giornata di Carnevale ne avevamo circa 5.000 in piazza. Sappiamo che è molto difficile fare impresa oggi, e quindi è a maggior ragione, se fa impresa un ragazzo giovane, è fondamentale. Siamo all'interno di un contesto sicuramente complicato, però le associazioni di categoria sono qui anche, come ho detto al ragazzo prima, per dare una mano e un supporto. Il volontariato è sempre il motore un po' di tutte queste manifestazioni. La quarantina di persone che oggi si sono impegnate tra la preparazione della piazza, la preparazione del palco dove siamo, praticamente non possiamo far nulla se non ci sono i volontari, e questo dobbiamo ringraziarli perché è tempo sottratto alla famiglia, al tempo libero, alla possibilità magari di divertirsi. Ma per noi il divertimento è anche questo, cioè vedere la gente felice, vedere la gente che passa mezza giornata sorridendo, ci saluta, ci ringrazia, e questo per noi è già una ricompensa che vale molto di più del denaro. Sì, Roncade è veramente ricco, buongiorno a tutti. La scorsa settimana abbiamo inaugurato qui a Roncade la Primavera in Festa, con i prodotti tipici del nostro territorio, con i produttori locali, con la Fiera del Radicchio Verdon e del Rosso in Strada. Oggi invece andiamo a inaugurare quella che è la Fiera dell'Artigianato, fiera che si ripropone da tantissimi anni qui a Roncade e che mette in risalto quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, il saper fare, l'amore e la passione dei nostri artigiani, che sono il cuore, che sono la vita del nostro territorio, e si fanno conoscere non solo qui ma anche al di fuori della provincia di Treviso. La nostra amministrazione è sempre a supporto degli artigiani, dei commercianti, e cercherà sempre di valorizzare quelle che sono le loro produzioni, e lo dimostra la fiera di oggi.
Chiudiamo questa breve intervista, facciamo un percorso virtuale. Cosa può trovare il visitatore che verrà oggi qui a Roncade? A Roncade oggi troverà da mangiare, prima di tutto, ed è la cosa più importante, ma poi troverà anche spettacolo di country, troverà per i bambini un'azienda agricola della zona con dei pony che fanno apprezzare proprio i bambini, fanno salire sui pony, provare. Troveranno gli sbandieratori di Noale nel pomeriggio, troveranno tantissime cose per potersi divertire e troveranno 300 metri di piazza pieni di banchetti di vari prodotti locali, artigianali e soprattutto la possibilità di degustare il nostro radicchio Verdon e tant'altro. Il tessuto economico italiano è fatto prevalentemente da piccole e microimprese ed a me piace dire che non è la ciliegina sopra la torta, ma è uno degli elementi fondamentali della torta. Senza gli artigiani non si fa il dolce, ovvero senza gli artigiani non avremmo in Veneto ma anche in Italia quel tipo di società che abbiamo oggi e che ci invidiano, malgrado tutti i suoi limiti, malgrado tutti i suoi problemi, ma che ci invidiano tutti. Quindi continuiamo a investire sul fare impresa e che sicuramente porterà a un vantaggio per tutti. Grazie Paolo, noi ci Grazie a voi. uniamo agli auguri, agli ringraziamenti della Proloco verso i propri volontari e a nome della Proloco e dell'amministrazione comunale vi invitiamo qui a Roncade oggi questa bellissima giornata e manifestazione. Casomai ci vediamo, non potendo venire oggi, ci veniamo a settembre che ci sarà un'altra manifestazione. Non solo a settembre, a maggio ci sarà San Cipriano in Fiore, il 12 maggio, la seconda domenica in maggio, in occasione della festa della mamma, e poi a settembre ci sarà la Fiera di Osei con il solito percorso nel Parco del Musestre. Quindi come avete capito Roncade è ricca di avvenimenti, vi sta solo aspettando, prendete la macchina e venite qui a Roncade. Paolo e tutti i suoi collaboratori vi aspettano. Vi aspettiamo. Grazie mille. Grazie.